Arla tifoso dell'Azzurra. Abbiamo notizie di un giocatore del club che ha avuto un momento difficile durante la celebrazione dello scudetto. Il giovane Gianluca Gaetano ha avuto la sua festa interrotta da un infortunio. Scopriamo di più sul suo stato di salute. Nell'ultima partita commemorativa contro la Sampdoria, il tecnico Luciano Spalletti ha deciso di concedere un'opportunità a Gianluca Gaetano nella ripresa. Purtroppo, dopo 22 minuti in campo, il giocatore della Primavera Azzurra è caduto in campo. Gaetano è stato costretto a lasciare il campo con l'ausilio delle stampelle, perdendo così la festa scudetto. La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso gli aggiornamenti sullo stato di salute di Gaetano. Secondo il comunicato, gli esami diagnostici hanno evidenziato una frattura al quinto metatarso del piede sinistro del centrocampista azzurro. Verrà operato nei prossimi giorni per curare l'infortunio. A questo punto, ci aspettiamo che Gianluca Gaetano, parte della promettente generazione napoletana del 2000, si riprenda completamente e torni alla sua migliore prestazione. Gli infortuni fanno parte dello sport, ma con le giuste cure, Gaetano potrà superare questa fase e contribuire al Napoli la prossima stagione. Auguriamo al giovane talento una pronta guarigione e speriamo di vederlo presto in azione, mostrando il suo potenziale e aiutando il Napoli a raggiungere nuovi traguardi. E ora per voi tifosi del napoletano. Come pensate che l'infortunio di Gaetano influirà sulla squadra? Quali sono le tue aspettative per la prossima stagione? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e speriamo insieme per il successo del Napoli e il recupero di Gianluca Gaetano. Forza Napoli sempre!